Torres Legends, quarta puntata con Roberto Ennas. Ciao Roberto, benvenuto. Grazie. Siamo qua a Saccargia, la basilica di Saccargia, la storica basilica romanico-pisana del XII secolo, un luogo simbolo del nostro territorio. A Roberto voglio chiedere quanto è importante il supporto del territorio circostante a Sassari per la Torres, perché la Torres non è solo Sassari, Roberto. No, indubbiamente. Noi sardi siamo sempre stati orgogliosi, soprattutto nel mondo dello sport, quando accoglievamo, diciamo così, i cosiddetti continentali, permettimi il termine, eravamo orgogliosi di rappresentare appunto l'intera Sardegna e Saccargia è uno dei posti magici della nostra amata Sardegna. Esatto, Roberto, la tua carriera ha iniziato giovanissimo nell'Oristanese con un certo Gianfranco Matteoli, se non sbaglio. Eh sì, siamo cresciuti insieme, lui è nativo di Ovodda ma abitava dietro casa mia a Oristano, e il padre aveva gli allevamenti di bestiame lì nell'Oristanese, siamo nati in una società del centro sportivo lì al Sacro Cuore, poi abbiamo avuto la fortuna che qualcuno ci ha visto e allora il responsabile del Como era Mino Favini, mitico, che poi è quello che ha creato il fenomeno Atalanta, ci ha portato a Como, poi Gianfranco ha fatto la sua carriera, io mi sono fermato umilmente a fare appena 15 anni di Serie C, ora Lega Esatto. Pro. Un po' di Serie C, soprattutto Roberto, non possiamo non citare gli anni della Torres, viene chiamata la Torres di Zola, ma era la Torres di Zola, di Mario Piga, di Roberto Ennas. Sì, eravamo un gruppo fantastico, diciamo che quei 3 anni sotto la presidenza del presidente Rubattu, con cui ancora un rapporto quasi da padre a figlio, e gli vogliamo un bene dell'anima, è stato capace di creare una macchina veramente quasi infallibile e purtroppo non si è coronata col sogno della Serie B. Roberto, un episodio di quegli anni, un aneddoto, un racconto, non so, magari proprio che riguardi Zola. Ma guarda, ce n'erano tantissimi perché avevamo la buona abitudine, visto che eravamo un gruppo fantastico e questo è stato il nostro valore aggiunto, di essere abbastanza goliartici, un pochino scemutti, diciamo così. Dai. Un giorno arrivavamo sempre un'ora prima dell'allenamento nello spogliatoio, stavamo chiacchierando, ridendo e scherzando come al solito, si spalanca la porta e entra Gianfranco. E non so come mi è venuto in mente, ho detto scusa un attimo, non si usa più bussare? Lui è diventato paonazzo, rosso, è riuscito, ha bussato e ha detto posso entrare? Allora da lì sono partite le risate, mi sfottò. Questo È era, uno dei tanti anche questo era episodi. Gianfranco Zola. Sì, anche questo, la sua umiltà era questa. Ecco Roberto, anni d'oro per quella Torres, no? Ma sono anni d'oro anche questi, perché comunque il livello è quello, il sogno è sempre quello. Sì, indubbiamente, ecco, questa nuova proprietà che ormai è da qualche anno e ha già raggiunto risultati impensabili fino a qualche anno fa, visto che si è trascorso, come tutti sappiamo, qualche stagione un pochino altalenante, però degli imprenditori bravissimi che continuano così con le proprie competenze a Certo. strutturarsi per quanto riguarda la materia calcio, e sia l'anno scorso che quest'anno stanno raggiungendo dei risultati probabilmente impensabili fino a qualche tempo fa. Ecco Roberto, tu che hai vissuto quegli anni e stai vivendo questi anni, chiaramente in una veste diversa, adesso sei un tifoso, comunque quasi un addetto ai lavori molto informato, cosa vedi di similitudini, di punti in comune tra quella realtà e questa odierna? Ma vedo, insomma, come ho detto prima, si è ricreato un entusiasmo che era svanito ormai da troppi anni, e soprattutto vedo la competenza della società, Ecco. le potenzialità della società. Come ho detto poco fa, ecco, stanno cercando anno per anno di strutturarsi ancora meglio, portando i giusti correttivi, ecco, nonostante il tifoso magari pareggi una partita o perdi una partita e subito ci sono le prime critiche, ma questa è Sassari, lo sappiamo benissimo. Ecco, tornando, hai citato il pubblico, può svolgere sicuramente dare una mano molto importante, direi determinante, ma come abbiamo detto all'inizio dell'intervista, non soltanto Sassari, ma abbiamo tanti gruppi che vengono la domenica o il sabato quando gioca la partita in casa, insomma la Torres, dai paesi, fanno un bel po' di chilometri per venire allo stadio. Questo sicuramente è un valore aggiunto, Sì, può essere anche sì, questo un valore aggiunto. indubbiamente, anche prima mi ricordo degli striscioni di chi veniva a vedere la partita da Oristano, da Nuoro, Esatto. voglio dire, per cui ecco, la cosa più importante è che si è ricreato quell'entusiasmo che non si vedeva ormai da troppo tempo, e questo per la Torres è sicuramente un valore aggiunto. L'entusiasmo può essere la nostra arma vincente. Roberto Ennas, a Torres Legends.